Buonasera, buongiorno a tutti. Io come al solito devo andare live perché non c'è sta tempo, non c'è tempo. Sono periodi belli perché sono busy, sono molto impegnati. I periodi e anche io. Però va bene, va bene. Io mi devo fare la chiacchierata ogni tanto, non è che sto canale deve essere, però mi fa piacere se qualcuno si collega. Se avete cliccato sulla campanella avrete la notifica, probabilmente. YouTube non lo fa sempre. Quindi se vi siete iscritti, se non vi siete iscritti, iscrivetevi, cliccate sulla campanella e avrete una possibilità di acchiapparmi live. Mo, al di là degli occhiali che sono perfetti a livello di colore, ragazzi, l'ho presa. Maglia originale. Questa è la famosa. Mentre gli sponsor no. E che nemico ce ne fotte. A me non interessa che lo sponsor sia in rilievo. Lo stemma. A me è questo che interessa. E va tutto bene. Salvatore Brancaccio, Pasquale Rocco. Buonasera ragazzi. Guagliù, io ero dubbioso, ma devo dire la verità, dal vivo è bellissima. Veste bene, mi piace il collo semplice, mi piace anche il bianco. L'effetto pixelato non la rende statica. Che dire? Che dire? È bella. Ditemi quello che voi che credete. Vedete, c'è questa cosa. Dietro c'è la Kimbo. Un buon caffè. E va bene così. Allora, parliamo di calciomercato. Perché pare che Elmas 89 euro e passa la paura. Gianluca, ma in realtà no, perché la replica costa $39 o $49, non mi ricordo. Però Amazon, hai capito? Arriva subito, buonanotte. Ha fatto pure l'unboxing, il video, ma non... Giulia, ciao. Live, Ferdinando, hello. Quindi bisogna parlare di mercato, ragazzi, perché ci siamo. È arrivato, come avevo detto, ma come era facile prevedere, il centrocampista era un nome che non era mai uscito. E quindi questo Elmas, di cui noi abbiamo visto subito i famosi highlights, e guardando gli highlights sembra un buon colpo, ma è un prospetto, nel senso che è molto giovane, deve stare lì per fare numero, tornerà utile probabilmente perché le qualità ce le ha, poi deve avere l'impatto buono perché anche Rocca aveva le qualità, anche Diawara aveva le qualità, però serve l'impatto buono, serve pure un po' di mazzo a volte nella carriera, così. Fabian ha avuto un impatto ottimo ed è diventato subito quello che è diventato, poi si conferma, quindi va bene. Valerio con me uno Juventino. Francesco, salutamelo tanto. Quello ce ne sta un altro che è pure online con noi, il famoso Gianluca Signore, ma signore dei signori. Sono dappertutto, lo so, ma noi resisteremo a questi virus. Chiedigli se è contento dei loro acquisti di Rabiot, di Delict, 12 milioni all'anno. Vabbè, allora, di fronte a queste cose qua, ma come pensiamo noi di dire, vabbè, ma come quest'anno con qualche acquisto mirato colmiamo il gap? Ma che vuoi colmare il gap quando tu dai a un 19enne 12 milioni di euro all'anno? Lasciamo perdere, squadre indebitate che danno 12 milioni, lasciamo perdere. Noi dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi. E io sono molto felice del mercato che si sta sviluppando e che sta prendendo piede. Se Elmas è fatto, la chiudiamo con i centrocampisti. Speriamo che non se ne va nessuno. C'è Allan, fondamentalmente. E va bene, liberiamoci di Rogue, liberiamoci delle altre caselle, così. E penso che possiamo star bene così, visto che questo Elmas, come richiesto da Ancelotti, è un centrocampista duttile, che può stare al centro, può fare un po' di cose diverse, può fare il mediano, può fare la mezzala, può anche giocare da esterno, pare abbia anche giocato centroavanti nella sua giovane e breve carriera, ma va bene così, perché Ancelotti lo ha detto. Allora noi dobbiamo semplicemente fidarci di Ancelotti, perché quando Ancelotti parla non dice cose a caso. Ha detto parliamo di James quando sarà un giocatore del Napoli, e poi si è dovuto correggere se sarà. Era fatta già, e continuano a dire, gli indizi, no? Ha fatto la partitella di calcetto con Ospina,
Colombia contro Napoli fondamentalmente, e poi si è fatto la fotografia con tutti i napoletani, lui senza la maglietta. Ma insomma, io credo che sia proprio fatta e sono contentissimo. Di Icardi non ci abbiamo mai io non ci ho mai creduto, non l'abbiamo mai realmente presa in considerazione, perché non è il profilo che sta cercando Ancelotti. Ancelotti non sta cercando una punta. Può aver ragione o meno, ma ce l'ha detto, ha detto noi non ci serve, probabilmente dobbiamo arrivare più puliti nell'ultimo passaggio, e con James lo fai. Tra Milik e Icardi sì, c'hai più finalizzazione ma c'hai meno gioco di squadra, e quindi probabilmente a lui Milik sta più che bene, e fidiamoci di Ancelotti una volta tanto, ma fidiamoci. Vale, preferisci che Insigne resti? Cara Giulia, a questo punto sì, voglio dire, se non arriva una punta e rimaniamo così, Insigne deve restare proprio per un fatto di numero, e col 2-3-1 finale tranquillamente Insigne, James e Callecon, oppure Insigne, Mertens e James sulla destra, oppure Younes, Insigne sottopunta. Insigne sta bene sulla sinistra fondamentalmente, quello è il suo ruolo preferito, il principale, dove può fare ancora la differenza. Se lo fai fare la punta centrale, anche sotto punta secondo me ha un po' di difficoltà, secondo me se lo fai giocare là. Però Ancelotti ha sottolineato, e bisogna solamente fidarsi di Ancelotti, deve comportarsi da capitano, ci aspettiamo degli atteggiamenti, quello è, lì è tutto. Per me non può fare il capitano, ma se continua ad esserlo deve dare una svolta al suo atteggiamento, semplicemente, perché se Insigne sta bene mentalmente può fare la differenza in campo. Se invece sta nervoso, vuole per forza risolvere le partite da solo, diventa deleterio, e a quel punto preferirei mandare lui e prendere Lozano. Questa nella mia. Però Lozano, come al solito, è un rischio, perché devi vedere che impatto ha sul campionato italiano. Mi piace, ma non è sicuro. Ma un Napoli con la difesa a te come lo vedi? Caro Gianluca, non lo vedo assolutamente. Che le Allegri, quello schifezze che non se ne parla più. Ogni tanto si può fare, considerando magari un Maximovic terzino e quindi tutto slitta, ma la difesa a 3 non credo proprio sia nei pensieri di Ancelotti. Poi è chiaro che avendo due come Manolas e Koulibaly, molto spesso Allan, tu poi vedi l'inizio, no? 4-4-2, 4-2-3-1, ma poi devi vedere le posizioni medie. Ci sono state molte partite in cui Allan rientrava in difesa per far partire l'azione, i due terzini erano quasi delle ali, e quindi si giocava con i due centrali, Allan vicino a uno dei centrali, e quindi quasi una difesa a 3 in fase di impostazione, ma non è nemmeno una difesa a 3, è solamente l'inizio dell'azione che parte con un centrocampista che si abbassa di più. Anche nel Napoli di Sarri si vedeva questa cosa quando Jorginho stava molto basso, però sempre un terzino bloccato e uno che scende, terzino bloccato e uno che scende. Con Ancelotti no, con Ancelotti sarà sempre a seconda dell'avversario, a seconda del tipo di partita che vogliamo fare, sempre diverso, e non ci capiranno niente gli avversari. Questo è il problema. Di Icardi non esiste, il Napoli ha costruito negli anni un gruppo e nello spogliatoio ha portato dei risultati. Icardi che lui e Banda Pasquale, sono d'accordissimo con questa cosa qua. Mi piace l'idea del nome punta che segna tanti gol, non lo metto in dubbio, ma uno, crei dei problemi a Milik, e secondo me Milik, dopo l'anno scorso dove ha fatto 20 gol senza rigori, merita un altro anno di conferma, perché non ha fatto male. Non è che tu dici Verdi, che fai? Scommetti un altro anno, perché Verdi ha fatto male, oggettivamente male le occasioni che ha avuto. Milik non ha fatto male, quindi per me merita di essere la punta del Napoli anche quest'anno, e con palle più pulite, con difese che dovranno preoccuparsi di Insigne, di James, dei tagli di Callecon, di Younes quando giocherà. Un asse Verdi probabilmente no, ma capito quante frecce hai al tuo arco? Gulam, non ci dimentichiamo di Gulam, perché Gulam, se torna il Gulam che noi conosciamo, è un'ala aggiunta, lo devi andare a prendere. Gulam che scende, Insigne che taglia, voglio. Qua succedono delle cose interessanti quest'anno. Io non vedo l'ora.
E tutto senza prospettiva scudetto. A me non me ne fotte proprio, perché sono sempre più forti, sono sempre aiutati. Lo continuerò a dire, non mi interessa. E va bene, e va bene. Io voglio vedere la mia squadra. Io ho comprato la maglietta del Napoli, non ho comprato la maglietta Juve merda. questo poi uno deve capire. Io voglio vedere il Napoli che gioca bene, che mi emoziona, che... Questo è. Questo è. Proviamo con Zlatan. Beppe. Zlatan, se non fosse morto clinicamente, perché io le vedo le partite in America e purtroppo fa tenerezza, perché non riesce più a muoversi. Zlatan sarebbe un'ottima idea come prima riserva di Milik. Però se tu c'hai Zlatan, ci provi a farlo giocare, ma dovrebbe essere uno Zlatan Ibrahimovic in forma. Uno Zlatan Ibrahimovic in forma lo metti là, ti fa vincere il campionato probabilmente, anche con i sfavori arbitrali. Ma non è più quello Zlatan là, purtroppo, ce lo dobbiamo dimenticare. Altrimenti, se i giocatori avessero una vita completamente fino a 40 anni, ti dovevi pigliare Nainggolan e non Elmas, perché Nainggolan rappresenta quel centrocampista tuttofare che Ancelotti ha detto in conferenza. Serve uno duttile che può fare il trequartista, può fare la mezzala, può stare davanti alla difesa, e Nainggolan rappresenta... Ma Nainggolan fuma come un turco, va in discoteca, non fa una vita da atleta, una società che dice non fai parte del progetto. Non te lo devi andare a prendere, vuol dire che crea più problemi che altro. E credo che Icardi sia purtroppo la stessa cosa. Più atleta, più vita da atleta, perché ci piace giocare a pallone. Nainggolan può fare i cazzi suoi, ma purtroppo certi profili vanno valutati al di là delle qualità tecniche all'interno di uno spogliatoio, all'interno di una cosa. C'è un accordo nel sistema Napoli dove certe prime donne non funzionano, e quindi Zlatan purtroppo non andrebbe bene. Dovrebbe fare la riserva di Milik quando Milik c'ha la paposcia, e Zlatan viene a fare la riserva. Penso che sta bene a Los Angeles a fare i fatti suoi. Non è così. A diretta stadio stanno dicendo che è giunto lì a Madrid per chiudere per James. Che ne pensi? Penso che sia ora di chiudere, che ne abbiamo parlato abbastanza, che è fatta e che siamo veramente agli ultimi dettagli, e non ci dobbiamo nemmeno scandalizzare più di tanto che ci vuole tempo per certe trattative. Ragazzi, noi guardiamo i fatti nostri del Napoli, e quindi seguendo minuto per minuto dici: Maronna mia, ancora ne stanno parlando, dove sono le penne? Non ci sono le penne per i contratti. È così in tutte le squadre. Da quanto tempo stanno parlando di Barella e non si chiude l'Inter? Dzeko, Lukaku, tutti questi acquisti da lì, e l'Inter è meno... l'Inter siamo lì come anzi ha più blasone, Marotta ha più esperienza di Giuntoli, eppure ci va tempo. Hanno più potere economico, eppure ci va tempo, perché sono operazioni. Quella di Elmas, secondo voi ci è voluta mezza giornata? No, semplicemente non è uscita prima, perché non era un nome che ha acceso le fantasie delle famose fonti. Esce ed è fatta. Manolas ci è voluto relativamente poco da quando è uscita la notizia, ma probabilmente ne hanno parlato da prima. Quindi non dobbiamo ingripparci più di tanto per queste cose qua. Va bene il tempo che ci è voluto per Ames, oltretutto è una superstar, quindi ci vuole il tempo che ci vuole, tra diritti d'immagine e cose. Si muovono aziende, non sono due persone che devi convincere. Difficile. Diretta a stadio per quanto è meno credibile di tutto sport. Gianluca, non c'è niente di meno credibile di tutto sport. È proprio la carta per il cesso. Io credo che il Napoli punti su Milik come punto. Penso che il Napoli oltre a Gemme stia pensando di prendere il sostituto di Callecon, quindi Lozano. Non credo che Lozano sia visto come sostituto di Callecon, anche se può giocare su entrambe le fasce. Secondo me è l'esatto, è una specie di Lavezzi, quindi sarebbe il sostituto di Insigne eventualmente. Callecon non ha un sostituto. Callecon è talmente unico tatticamente che non ha un sostituto, ma sulla sua zona può giocare Ames. Può giocare tranquillamente Ames, e Mertens è perfetto sotto punta. Quindi se voi sostituite Callecon ogni tanto, Ames lo metti a destra e metti Mertens dietro Milik qua giù. È un attacco bellissimo. Ciao Lorenzo. Sicuramente punterei con Milik, ma Nainggolan come lo vedresti? Ho appena finito il discorso su Nainggolan. Era un ottimo
ottimo, tecnicamente e tatticamente era un ottimo profilo, era proprio esattamente quello che ci avrebbe fatto fare il salto di qualità, diventava titolare probabilmente, ma non è più il Nainggolan di Roma, e si è visto. Gioca una partita sì e 5 no, va in discoteca, non lo voglio rifare il discorso per chi era già online, ma purtroppo è sul viale del tramonto, perché non fa una vita d'atleta, non se ne fotte proprio, e questi giocatori qua non vanno bene, sono scommessi a perdere, anche se c'ha il nome, anche se ha la tecnica, non va bene. Se non ci fosse la trattativa di James al Napoli l'ultimo mese i giornali di sport non avrebbero avuto che scrivere. È verissimo, Gianluca. Purtroppo sì, tu puoi ripetere le stesse trattative una continuazione, ma purtroppo il fatto di Buffon, per esempio, è durata poco. Subito ha accettato, perché Kill, figuriamoci. Ma si poteva romanzare sul fatto di Buffon che torna alla Juve per rompere un altro record, così. Lasciamo perdere, ma lasciamo proprio perdere. Quindi al momento, ragazzi, ci siamo. I tasselli mancanti sono due, probabilmente, al momento. Un terzino sinistro che faccia il sostituto di Gulam al posto di Mario Rui, che probabilmente vuole andare via, come Yusai. Non lo so che nome uscirà. Probabilmente un altro di cui non si è mai parlato, perché Castagne pare, non lo so, altrimenti si poteva chiudere per Castagne. Ma terzino sinistro, al centrocampo siamo abbastanza coperti, credo, con questo Elmas. Speriamo abbia un impatto, così qualcuno ha detto un altro cammellone, e magari fosse un altro cammellone alla Fabian, magari. Dopodiché bisogna sfoltire e una punta vice Milik di qualsiasi stampo, di qualsiasi età, di qualsiasi statura. Mi farebbe stare più tranquillo, semplicemente perché non voglio che si debbano alternare Mertens o Insigne falso 9 o far fare Callejon la punta se chi lo tiene un raffreddore. No, ne serve un altro. Inglese pare voglia andare a giocare per forza e non vuole fare la panchina, quindi una punta serve. Quindi o prendi Lozano e lo alterni con Mertens come vice Milik, o ne prendi un altro, perché proprio a livello numerico, o confermi un Vinicius, uno di quelli che hai già. Gaetano pare che resti, però non vorrei vedere Gaetano bruciarsi, adattarsi prima a punto. Gaetano deve stare più dietro. Quindi questo è. Io non so se voi siete soddisfatti. Io sono soddisfatto attualmente della situazione del Napoli. Per me stesso, per la mia pace. Secondo me ci divertiamo quest'anno. Secondo me la gente si sta pure. E questa è l'unica, a livello scaramantico, forse è il primo anno dove quelli soddisfatti sono più degli insoddisfatti, perché sarebbe assurdo non essere soddisfatti di Manolas, di Ames e compagnia bella. E quindi paradossalmente è il primo anno dove non si dice tutti in coro oh papà, ha accattato una tascartina che non sappiamo chi è, e invece poi funziona, no? Vedi Meret, vedi Fabian Ruiz, vedi Zielinski, vedi Amsic e Lavezzi quando Meret, Cavani, e i dubbi che si aveva su Albiol, Callejon e Higuain, Alice Carti del Real, papponissimo. Abbiamo sempre fatto una merda, dichiarato che il mercato era fallimentare, si sono sempre rivelati ottimi, ottimo rendimento. Spero che non sia il contrario quest'anno, che siamo contenti, che i nomi che sono arrivati sono ottimi, tutto a posto, quest'anno è fatta, e invece hanno un rendimento del cazzo, magari sbagliano 2 o 3 partite, il tifoso napoletano si ingrippa e comincia a fare come abbiamo trattato Hiller per anni e anni. Io continuo questo è parere tutto mio, che non sarete d'accordo. Per me Hiller ha fatto un'ottima carriera nel Napoli. Poi si potrà dire qualche errore, qualche cosa, ma gli stessi errori di Hiller li ha fatti Mertens, solo che Mertens lo salviamo sempre. Gli stessi errori di Mertens li ha fatti Callejon, solo che a Callejon lo salviamo sempre, mentre a Milik Ramangolo sono degli ingrippi che il tifoso napoletano prende, e non c'è niente da fare.
Vale, ma Vinicius non sarebbe buono come... sì, ti ho detto, secondo me si può provare. Non l'ho mai visto giocare, però statisticamente i gol l'ha fatti in vari campionati, quindi vuol dire che la confidenza col gol ce l'ha. Secondo me va pure buona. In diretta da Di Maro ci sono Ancelotti, Gulam e Di Lorenzo in conferenza. E allora ragazzi, io vi bacio. La facciamo breve così magari qualcuno se la vede pure indifferita. Grazie a tutti quelli che seguono questo canale, siete bellissimi. Iscrivetevi, ogni tanto faccio le dirette, farò dei video quando qualcosa di clamoroso succede, credo. Se arriva James farò un video clamoroso. Di nuovo la maglietta originale, mi pare importante farla vedere come veste e mi pare che non c'è male. Mi piace, sono contento di questo acquisto. Supportate, andate allo stadio voi che potete. Sto a New York un po', sì. Supportate la squadra, andate allo stadio, fateci vedere questo effetto pixelato azzurro. Mettetevi una cosa azzurra in gol e ghiato stadio. Voi che potete. Vi abbraccio. Ciao Giulia, ciao Salvatore, ciao Gianluca, ciao Lorenzo, ciao Pasquale, ciao Beppe, ciao a tutti. Francesco, Ferdinando, Pasquale, eccetera, eccetera, Salvatore. Andiamoci a vedere la conferenza.